7 marzo 1970, 7 marzo 2020, doveva essere questa la data di inaugurazione della mostra dedicata ai 50 anni del ristorante San Domenico, ma adesso con la fase 3, dopo essere stata messa in congelamento causa Covid, può finalmente aprire al pubblico. Quindi una storia lunga mezzo secolo raccontata all'interno delle sale del Museo di San Domenico, questa storia che oltre ad avere fatto la storia della cucina italiana ha raccontato in fondo anche un'epoca. Allora, Valentino Marcattilli, tu hai direttamente da Nino Bergese preso la direzione delle cucine, poi c'è anche il futuro rappresentato da Massimiliano Mascia. Ovviamente qui hai raccontato tutto, però credo che i 50 anni siano importanti da ricordare, perché in fondo tu, Natale tuo fratello è arrivato per primo, ma tu subito dopo. Esattamente. Beh, è un bel traguardo, ci tenevamo a fare questa piccola mostra per un ricordo da donare alla città. C'è un buon rapporto col vicinato, con il museo di San Domenico, perciò era una voglia di fare questa presentazione. Il ristorante naturalmente è anche un bivio. C'è Massimiliano, come ti ho già detto, e c'è Giacomo che continua in sala al posto di mio fratello Natale, perciò noi siamo alla finestra ormai a guardare cosa accade nel futuro, poi il futuro lo vediamo roseo. Certo, no, difatti questo è l'importante. Qui siamo, diciamo, in un momento proprio storico, gli inizi, difatti vediamo anche... Qui siamo agli inizi, diciamo agli anni 70-80, i primi 20 anni. Ecco, i primi 20 anni ovviamente dominati dal grande visionario, ideatore Gianluigi Bonini. Esattamente, qui lo vediamo con Tognazzi quando nell'82 abbiamo presentato il nostro primo libro. Qui negli fine anni 80 con Harrison Ford, con Ferrari, alcuni personaggi dell'epoca. Liza Minnelli, abbiamo Bill Clinton quando abbiamo fatto il banchetto ufficiale a Firenze nel Palazzo dei Gigli per l'ultimo G7, diciamo, di tranquillità. Esatto. E beh, Enzo Ferrari non possiamo non citarlo, perché la cosa bella di questo ristorante non è solo l'alta cucina, tanto che sta mantenendo le 2 stelle Michelin, quindi questo mi sembra un elemento... È il 40° anno che conserviamo. Ecco, quindi insomma la cosa bella è che in fondo è stata testimone di tanti avvicendamenti e cambiamenti del mondo della politica, dello spettacolo, dello sì, se parliamo di politica abbiamo la vice del Presidente della Repubblica Imola, Francesco Cossiga, abbiamo Henry Kissinger, se passiamo alla cultura della cucina c'è Luigi Carnacini che spesso in Imola, c'è Luigi Veronelli con l'Aveninchi, quando si faceva la prima trasmissione televisiva sul cibo e sul vino in Italia, esatto. A tavola alle 7, è storia della cultura dell'Italia. Esatto. Allora, noi siamo partiti qui un po' dagli esordi, però poi dopo la mostra al piano terra si sviluppa avvicendando incontri, momenti e anche ricette che hanno caratterizzato le cadenze negli anni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Diciamo, c'è un ricordo recente che senti più vivo vicino a te? Ma degli ultimi anni sono le cose che abbiamo fatto, diciamo, sia per il ristorante che c'è stata 4 anni fa una notevole ristrutturazione, gli arredi sono cambiati, c'è il Deor che abbiamo fatto per tanti anni, il Deor davanti a San Domenico, con la collaborazione naturalmente del Comune di Imola che ci ha dato gli spazi ed ha un successo veramente enorme. Poi abbiamo le novità di Massimiliano ha intrapreso una consulenza a San Domenico in un grande villaggio, il Forte Village in Sardegna, abbiamo collaborazioni con una famosissima e buonissima ditta di eccellenza di salumeria della nostra zona, che è la CLAI di Imola, perciò su queste nuove collaborazioni che facciamo. Nello sport siamo sempre collegati col Forte Village a grandi eventi, parlo di Coppa America, del mondo della nautica e degli internazionali di tennis di Roma, che il San Domenico ufficializza, diciamo, la parte cibo per gli ospiti a questi eventi sportivi. E dato che siamo in tema, se ne parla in questi giorni, perché no, il ritorno della Formula 1 a Imola, che per noi è sempre stato, ma non per noi
ristorante, ma per Imola. Certo. E noi siamo in trepida attesa di un sì. Esatto, per adesso ci sono dei sondaggi in giro, si è mossa anche la regione, speriamo che questo sguardo benevolo sì, di Ferrari Enzo che ci Ferrari, guarda. esatto, sia di buon auspicio. Ecco, dicevo anche le ricette, al di là del fatto che sia tu che Massimiliano avete raccolto anche in dei volumi specifici un po' della vostra storia, ma anche del mondo della cucina. Qui ci sono immagini di ricette storiche, l'uovo in raviolo, l'arrostino di coniglio, la torta fiorentina ancora di Bergese, storiche ma ancora attuali, ma c'è anche qualche elemento particolare che si muove? Beh, c'è l'innovazione e diciamo nel libro di Massimiliano, edito Minerva, c'è tutta la storia diciamo degli ultimi 10 anni, le nuove ricette con l'apporto di Massimiliano, che giustamente ha nuove idee. La cucina non è un fossile, si muove, perciò c'è evoluzione. Poi c'è anche una ricerca nei piatti diciamo storici che vengono aggiornati naturalmente nei tempi, nei modi, nella presentazione. Rimane la struttura, ma nel mondo le cose cambiano e anche le cose devono evolversi un po'. E questo l'abbiamo raccontato in un mio terzo libro, che è la storia del San Domenico. Ci sono poche ricette, però diciamo c'è il racconto di come sono nati tanti piatti. Da Nino Bergese a Valentino Marcattilli a Massimiliano Mascia in cucina, passando attraverso l'ospitalità e l'accoglienza di Natale Marcattilli e del figlio Giacomo. Questi sono gli ingredienti della storia di successo del ristorante San Domenico, una storia lunga mezzo secolo che appunto è diventata anche l'occasione per riaprire le porte del museo di San Domenico con questa bella mostra post-lockdown. E allora ne parliamo con Claudia Pedrini, direttore dei Musei Civici di Imola. Questa è un'occasione, ma soprattutto le attività culturali riprendono con prudenza ma con intensità. Sì, eravamo pronti per concludere diciamo l'inverno e affrontare i mesi della primavera, che per noi sono sempre densi di iniziative. Il 29 febbraio è un anno bisestile questo, quindi il 29 di febbraio abbiamo purtroppo dovuto chiudere, e la settimana successiva, il 7 di marzo, diciamo, è il compleanno, diciamo così, di 50 anni di vita del ristorante San Domenico, a cui ci unisce per gli imolesi una contiguità spaziale, un buon rapporto di vicinato, diciamo così, e anche tante volte siamo uniti nel nome di Imola verso l'esterno come punti di interesse e di qualificazione della città. Quindi la mostra è stata congelata in qualche maniera, ma a inizio giugno siamo riusciti a riaprire. Un'anteprima, diciamo, nel weekend di fine maggio e inizio giugno abbiamo aperto in via sperimentale La Rocca. Poi abbiamo invece riaperto da 2 weekend, dal 6 di giugno, anche oltre alla Rocca, anche Palazzo Tozzoni e San Domenico. E San Domenico, come dicevi tu, l'abbiamo aperta con la mostra, e quindi ora offriamo nuovamente la possibilità di visitare i nostri musei, tutti e 3, nei soliti orari pre-Covid, diciamo, e quindi il sabato pomeriggio, la domenica mattina e pomeriggio. La differenza è, oltre all'ormai ovvia mascherina e distanza a cui ci incominciamo ormai ad essere abituati, e accogliamo un numero di persone contingentato, ogni ora 10 persone. Questo per mantenere distanze, eccetera. Ma forse, non so se tecnicamente si sente, c'è un vociare di sottofondo, questo per dire che abbiamo ripreso anche con l'attività didattica in ambito estivo, avendo messo a punto un programma
speciale e usufruendo specialmente delle grandi dimensioni che questi luoghi permettono, spazi all'aperto, E poi non eccetera. dimentichiamo che c'è anche il piano superiore, perché la mostra del ristorante a San Domenico si sviluppa lungo il piano terra, ma poi salendo le scale si scoprono davvero le bellezze perenni di questo museo. Sì, infatti abbiamo le collezioni d'arte della città, quindi tutto il patrimonio di quadreria, ma anche monete, medaglie, lapidario, eccetera, e il ricchissimo Museo Scarabelli. Quindi queste sono tornate ad essere fruibili. E, ecco, ci conforta, anche solo sono piccoli segnali, non certo importanti da un punto di vista numerico, statistico, però simbolicamente sì. Nelle primissime settimane, proprio adesso, abbiamo già ricevuto comunque alcune richieste: siete aperti, non siete aperti, vorremmo venire, dalla Germania, dal nord Italia, quindi i musei tornano un po' alla volta a rimettersi nel loro canale di vita, per fortuna consueto. Bene, diciamo che concludiamo proprio con questo sorriso che inneggia alla riapertura dei mondi della cultura, della ristorazione, e in questo caso li abbiamo davvero messi insieme. Ricordiamo anche, per la visita esclusivamente della mostra dei 50 anni del San Domenico, le entrate a 5 alla volta, ma perché lo spazio è molto più ridotto. Allora, termina qui la nostra puntata, tutti i nostri numeri e riferimenti in sovraimpressione. Che dire, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo tra 7 giorni puntuali. In collaborazione con